La giornata della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia oggi ricorre qui a Treviso, 19 di marzo. L'abbiamo voluta anticipare rispetto alla giornata nazionale di giovedì prossimo per dare più risalto e riscontro al lavoro fatto dalle scuole, dagli studenti che oggi porteranno il frutto delle loro riflessioni. La scuola come palestra di democrazia, come allenamento alla formazione per difendere la libertà personale e sociale e per garantire percorsi di legalità, di giustizia, di rispetto, di convivenza. Questo lavoro che oggi i ragazzi restituiscono rappresenta un investimento per il futuro della nostra realtà veneta per quanto riguarda il contrasto alla criminalità, la promozione della legalità, il rilancio di questo impegno con tutte le istituzioni, con le forze dell'ordine, con le forze sociali, perché il Veneto oggi ha elementi concreti di presenza di mafie, di illegalità, di 'ndrangheta, di camorra e quindi è necessario che anche qui da Treviso la risposta sia unanime, sia forte, coinvolga gli studenti e tutte le istituzioni, perché non possiamo restare inerti, dobbiamo reagire. La giornata di oggi, la quarta giornata regionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, è organizzata da Regione Veneto con viso pubblico e libera. È una giornata davvero importante e speciale perché ricorderemo stamattina più di 1000 vittime innocenti, di cui 3 venete: Silvano Franzolin, Matteo Toffanin e Cristina Pavesi. Lo faremo con 700 studenti perché per più di 5 mesi hanno studiato, lavorato, incontrato magistrati, giornalisti, familiari, vittime di innocenti di mafie, e hanno scavato, hanno raccolto storie e hanno prodotto dei lavori stupendi. Ecco, questi lavori danno l'idea di un Veneto che su queste cose non chiude gli occhi, inizia ad avere maggiore consapevolezza e soprattutto è una spinta molto importante perché mette insieme giovani e adulti. Ecco, questo è un segnale importante. Se la criminalità è organizzata, da Treviso oggi parte una rete di legalità organizzata.